Pronti? Ma non fai vedere niente, fai vedere. Sì, fai vedere dentro. ora me li mangio, ora me li mangio. Fai vedere dentro. Ragazzi, siamo arrivati da Lucia. Andiamo a vedere cosa c'è dietro la porta. Per andare a trovare Lucia abbiamo caricato il cofano. Guardate quante cose ho portato. Sembra un catering. Ed ecco qui, una veduta. Siamo in aperta campagna. La natura siciliana. Che spettacolo. Permesso! Chi è? Ciao Lucia, come stai? Piacere, sei arrivato Ciao, finalmente. Sì, finalmente, tanta strada. Andiamo a vedere la taverna. Wow! A casa mangia. E si vede. No, ce l'abbiamo fatta, siamo i primi visitatori esterni della taverna di Lucia. Allora siamo nel retroscena in taverna con Lucia. Una ricetta super siciliana, adesso vediamo. Amicone belle e amiconi belli, eccomi qui con un'altra ricettuzza. Oggi un giorno speciale perché ho un amico speciale. Ve lo presento subito, però non fateci caso perché poi tramite questo amico vedete la mia altezza. Vieni amico mo. Permesso! Eccolo qua! Ciao Lucia! Andrea di Basilico Channel. Vedete l'altezza? Quanto sei alto? Vabbè, ok, per l'occasione ci penso io. Va bene così? Ora sì, A posto. Ora sì. Allora Lucia, grazie dell'invito. Mamma mia che ingredienti, Allora spettacolo. Andrea, come spettacolo. vedi, Buonissimo. oggi faremo questa pasta di mandorla e la vogliamo dedicare a tutti i telespettatori, ma soprattutto a tutti i siciliani che sono fuori dalla Sicilia. Allora, per questa ricettuzza, io personalmente, a gusti miei, io sto facendo 1 chilo di mandorle già pelate, 500 grammi di zucchero. Dentro lo zucchero ci ho grattugiato il limone e gli ho spremuto mezzo limone. Poi ho pesato, ti dico la verità, mi devo mettere gli occhiali, 160 grammi di albume, ma io lo metterò piano piano, va bene? Poi vi dirò perché. Questo per quanto riguarda la pasta di mandorle. Quindi mandorle, zucchero e albumi. Trovate la ricetta qui. E poi l'aroma di mandorla amara. Quindi questa diciamo è la base per andare a fare tutti i tipi di biscotti, poi forme e decorazioni. Sì, perfetto. Quindi con la stessa base, io per non togliere questa base, per darvi gli ingredienti se volete fare solo quelli di pistacchio, sono 250 grammi di mandorle sempre pelate e 250 grammi di pistacchio, non estratto di pistacchio, crema di pistacchio oppure... Pistacchio di Bronte, più siciliano di così. Brondo che parla! Bravo, senti che parla. Pronto! Ciao Enza! Quando mi chiama dico pronto! Perché si capisce dal colore, perché il classico pistacchio di Bronte è smeraldo. Diciamo cose preziose, va? Eccola lì! Allora, 250 di mandorle pelate, 250 di pistacchio e 250 di zucchero. Anche qui ho grattugiato mezzo limone e il succo di mezzo limone. Di albumi io ne ho preparati 60, se ci vuole ce le metto, se non ci vuole non lo metto. E poi per decorare le ciliegie candite di vari colori, le bucce d'arancia candite, il pistacchio, le mandorle e le mandorle affettate. E poi granello. Sì, del Brasile. Granelli di pistacchio. Bene, abbiamo parlato troppo, guardate che parla senza parla. Quindi andiamo col primo procedimento. Unitevi di un rubottino, quelle con le lame, e vado a tritare tutte le mandorle. Ecco qua, vi faccio vedere una cosa. Quando vedete che le lame girano, a un certo punto l'impasto, poi la farina non gira più. Quando la farina non gira più, l'impasto vuol dire che è pronto. Ok, vado a prendere a questo punto e vado a svuotare tutto qua dentro. Ok Lucia, allora cosa faccio? Verso intanto le altre mandorle? Sì, versa pure le mandorle. Ok. E adesso lo smeraldo. Ok, eccolo lì, guarda che bello. Ancora qualche mandorla qui ce l'ho per te? Cosa vuoi fare l'assaggino? No, non assaggio i biscotti. Ok, vado a frullare il tutto. Bene, anche questo è fatto
Che bel colore, Lucia. Wow. Profumo, che dici? Profumo, sì. Ma poi quando si mettono nel forno ancora più profumo, così sì, pure i vicini qua verranno. Vabbè, non diciamo niente. Guardate, questo è il risultato. Anche questo, guardate qui, vi faccio vedere la consistenza. Vedete, fa fatica a scendere perché vedete, è stato bello macinato. Guardate sì. qui, anche questo si è incorporato benissimo. Ottima la qualità del pistacchio e delle mandorle. Ottimo. Allora, bene, arrivato a questo punto, vado ad amalgamare la prima farina. Facciamo una cosa, Andrea. Io questo me la sposto e facciamo una alla volta. Ecco qua. Io vado di nuovo di qua, sì. Si stai più tranquilla. E io mi giro, guarda, tutto l'impasto. Ottimo. Allora, questo soffice, è delizioso, profumato, perfettamente realizzato, ragazzi. Che c'è da dire una cosa, Andrea? Questo qui va preparato un giorno prima l'impasto. Oggi per problemi tecnici lo stiamo facendo adesso. Però se lo fate la sera, fatelo riposare tutta la notte. Che è meglio, va bene? Per la cottura, dopo la cottura. Okay. Infatti noi adesso lo impastiamo e lo facciamo riposare almeno un paio d'ore in frigo. Bene, arrivato a questo punto vado ad aggiungere piano piano, un po' alla volta, l'albume. Non c'è bisogno di montarlo, non c'è bisogno. Ottimo. Allora, diciamo che quando si tratta di uova in generale, o in questo caso l'albume, non si può trovare mai un uovo uguale dall'altro. Questo non ve lo posso spiegare io perché dovete chiedere alle galline. Però, per questo Lucia vi ha detto all'inizio che nella ricetta, magari in base al tipo di uovo che avete voi, c'è sempre quel minimo di tolleranza che può essere 1 o 2 in meno o in più. Ma poi Andrea c'è da dire un'altra cosa. Io sto usando le mandorle fresche, quindi come avete visto già la sua umidità, la sua, diciamo, si può dire acqua, no? Olio, cioè diciamo, guardate, va. Invece quando usate la farina, quella secca che comprate al supermercato o al mercato, quella è asciutta, quindi richiede più albume. E in più richiede un po' di miele o il glucosio. Ottimo, quindi è chiaro, una volta che le mandorle sono fresche, non sono state tostate per nessun motivo, a parte spellate, quindi c'è la parte grassa è ancora viva e presente. Quindi nel caso invece che è la classica farina, dovete un attimino forse migliorare con il miele o chi lo sa, anche altro, una parte grassa può essere. Infatti. Wow, allora, e adesso? Metterò, guardate, io vedo che ancora è, come dice, si scucciola, come dite adesso. sì, non è bello compatto, guardate, metterò ancora, si sbriciola, sì, vedete che così, tipo la sbriciolata. Allora vado a mettere ancora un pochino, ma proprio poco, Questo qui, se qualcuno mi scrive e dice se si può fare con la planetaria, si può fare, però le mani, come abbiamo detto prima, sono le mani, perché con le mani, mentre impastiamo, andiamo a toccare, cioè andiamo a vedere proprio il contatto che abbiamo. La planetaria questo non ce lo dice, si può dire? Sì, vabbè, non ce lo possiamo dice. dire quello che vogliamo. Siamo qua nei nostri canali, ragazzi, che volete? Allora, certo, la planetaria sarebbe forse da impastarli o con la vite, con la foglia. Perché la foglia è un po' troppo forse aggressiva. Forse con la foglia, ovviamente non con la frusta perché è un impasto corposo. No. Però sicuramente a mano va benissimo. A mano, poi non fa manco male, non è neanche pesante l'impasto. Comunque ottimo, questa ricetta è ottima. E poi fate una bella quantità, ragazzi, e regalatela a tutti, amici, parenti. Come no? Cammanga, no? Allora, vediamo se quello al pistacchio Lucia me lo fa impastare a me, non lo so. Ora vediamo. Allora aggiungo ancora un pochino, per i miei gusti, un pochino di albume. Io ne ho messe all'inizio 160 grammi e poi vedrò alla fine quando ne rimane. E vi do la dose giusta, ma però la dose giusta siamo sempre lì, non si può dare. Per il fatto della mandorla, delle uova piccole, uova grandi. In realtà molte volte chi, diciamo, lascia le ricette agli altri non lo dice, però è questo il punto. Alcuni fattori non possono essere mai uguali perché siamo qui nelle mani dei prodotti che usiamo. Quindi sicuramente la qualità e poi un minimo di tolleranza c'è sempre, ecco. Questo è chiaro. Questo è pronto. Adesso l'impasto morbido ma non irregolare o troppo, diciamo, quindi è arrivato a questo punto, deve dormire, deve riposare. Lo metto qui nella bowl, copro con la pellicola. Wow. Poi è bellissimo anche perché le mandorle sono venute un po'
diciamo più grossolane. Rustiche. Ecco, si capisce ad occhio appena tu lo vai a assaggiare questo biscottino che siamo in delle cose veramente spettacolari. Non è la farina, eh. Adesso metto la pellicola trasparente e lo mettiamo a nanna in frigo. Ottimo. Ok? E con questo ci vediamo dopo. E passiamo a quello col pistacchio. Prego Andrea. Dai, finalmente il mio momento. Facciamo una cosa, Fermi. mettiamo qui che è più grande, dai, così si Ottimo. lavora meglio, ok? Lucia sta rischiando la farina per me. Allora andiamo a unirlo Sì. allo zucchero e a questi ottimi profumi. Mamma mia, ma Lucia non puoi dire sto limone? Segreto, sono professionale. Sono limoni siciliani Ecco, della ecco. nostra bella e amata Sicilia. Ok, quindi a questo punto A questo forse... punto fai una prova, mangi e vedi la compattezza, ok? Mamma mia. Vedi? Che Quindi spettacolo. come albume ne metteremo ancora molto di meno, Sì, forse, sì, sì. perché Non è- è più questo è più bagnato. Sì, perché anche il pistacchio ha una capacità Esatto. più addensante, per capirci. Esatto. Quindi vado a mettere un po' di albume. Aspetta che glielo metto un po' alla volta perché ho paura che mi viene molle. Poi ci vorrebbe altra farina di mandorle che non abbiamo più. Ok, adesso Ok. passiamo le mani a Lucia. Ci devo metterlo in mie mani. Allora diciamo che Già sul piano penso che forse ci ci possa- siamo, però Forse un cucchiaio. lo voglio mettere ancora, se no viene troppo secco e Ok. il dolcino viene il biscotto Sì, un po' sì, secco. poi si può. Perché il problema più grande è che poi va a spaccare Esatto. se non c'è la giusta consistenza Ops. dell'impasto. Opla lì. Vabbè, Ok. aspetta che gli do io. Vai, adesso Lucia con i suoi metodi. Ecco qua. Guarda come si prende, con una mano si tiene la bowl. Sì, e con l'altra mano si mangia così, vedi, si comprimi tutto. Già ci sei. Visto? Mm. Ci siamo. Visto? Quindi adesso Prova lo uniamo. a rotolarlo senza strecare. Guarda che non c'è il glutine che deve tirare fuori il Ma! glutine. Leggero. Ok, vado leggero. Mi giro. Leggero. sì, leggero. Leggero. Adesso Bello liscio. passo il testimonial a Lucia. Ecco, bravo, vedi. Intanto mi piace perché l'hai fatto bello liscio. Ok, ma già era no, liscio. Sì, non l'hai lasciato tutto rappato, vai, No, tipo così. il vedi? minimo, no? L'hai fatto bene, leggero, guardate, così. Perché se si appiccica vuol dire che non va bene. Guardate qui che bello. Aspetta la paletta, ottimo. puliamo il bancone. Ecco qua, così, questo ricopriamo sempre. Giusto. Ecco qua. Allora, guarda, arrotolandolo così, vedi? Guarda che bello. Facciamo Un vedere salame un primo di pistacchio. Facciamo vedere un primo piano. Sì, diciamo che lavorandolo bene adesso poi anche a formare i biscotti sarà ancora più facile. Sì. Io dico biscotti, ma Lucia non vuole che dico biscotti, sono paste di mandorla. Detto al mio dialetto, cose dolci. In dialetto. Bene, così, pellicola. Sì, qui possiamo mettere direttamente nella pellicola. Va bene? Sì, tra l'altro Lucia è super pratica perché fa video da vicino e video da lontano. Non devo arrangiare. È super preparata Lucia, grande Lucia! Io ti seguo, io ti seguo. Bene, amicone belle, eccoci qui. Sono trascorsi. Ci sono ancora io l'ospite. Oggi ci stiamo sbizzarrendo, ci stiamo scherzando. Allora qui ho portato un bel blocchetto. Guardate qui la pasta di mandorle, guardate come è diventata. Sono trascorse intanto 3 ore, quasi 4 ore, ce la siamo prese comoda. Wow, spettacolo. Abbiamo mangiato, ci siamo riposati, abbiamo Basta. preso il caffè. Tutto segreto ragazzi, Sì. dietro le quinte è segreto. Vedete? Sentite? È bella dura, bella soda? Ma ora ve lo faccio vedere ovviamente da vicino. Questo è il risultato. Ovviamente se lo fanno di sera, lo fate riposare tutta la notte, ancora più spettacolare mi viene. Ecco qua. Questo è l'altro panetto, quello di mandorle. Spettacolo. Scusate, ma io se non metto gli occhiali non ci vedo, però eccolo qua. E come Ecco. facciamo casomai? Se i nostri amici la fanno un po' più dura, un po' più morbida, come possono gestirla? Allora, mi è capitato che una signora parlando, che a lei gli era venuta abbastanza molle l'impasto, mi ha detto perché? E allora ho detto signora, avrò usato troppo, ma veramente troppo albumi, quindi che succede? Se viene troppo molle aggiungete la farina, e se non ce l'avete la farina aggiungete lo zucchero. Io mi ricordo quando ero piccola, voglio raccontarvi questo. Dai.
quando ero piccola, sapete, i bambini giocano, cadono, si fanno male e quindi, sai, quando uno si faceva male un braccio, una gamba, un piede, un ginocchio, prendeva una storta, mia mamma mi portava da bressa o zucchero, proprio detto in siciliano. Allora andiamo da quella che bressa o zucchero. No, questa non la sa. Sì. In poche parole era una signora che metteva a posto, fai da te, il polso, però mia mamma portava il cotone, quello che sai, quello che disinfettava, lo zucchero e le uova. Che ci doveva fare? La crema. E no, intanto la signora prendeva l'albume delle uova, lo sbatteva con lo zucchero. Una specie di tintura, diciamo. Sì, no, il che si mangiano, come si chiamano? Aspettate. I caramelle. No. Che faceva con la bocca? Con Le meringhe. Le meringhe, non mi veniva la parola. Doveva fare le meringhe la signora. Quindi prendeva il cotone, lo apriva tutto, batuffoli di cotone, lo indigeva, buddava dentro sto zucchero e uovo e ci faceva l'ingessatura. E dovevamo stare fermi perché poi induriva questo. E proprio era uisso, e diventava tipo gesso. Però non si mangiava. No, non si mangiava. E quindi se vi viene molle l'impasto aggiungete lo zucchero se non avete più la farina e lasciatelo tutta la notte nel frigorifero e diventa duro come un gesso. Certo, se l'impasto è duro sarà un po' più difficile ancora e recuperarlo dopo che l'avete fatto riposare. Quindi nel dubbio forse è meglio un po' più morbido, ragazzi, allora. Perché quando è troppo duro poi adesso non puoi aggiungere tuorli, al massimo puoi spennellare un po' sopra. Sì, infatti. Quindi quando aggiungere si può, togliere non si può, va bene? Quindi mettete l'albume piano piano, come ho fatto io nell'impasto, un po' alla volta, quello che richiede, in base al composto. Ma glielo vogliamo fare vedere da vicino. Vicini. Sì. Dai. Dai, cameraman! Sì, mi dica, signora. Mi dica, signora. Da vicino. Guardate il dito che rimane infilzato dentro, rimane il dito lì dentro, guardate. Questa è la consistenza che dovrebbe avere, va bene? Vediamo l'altro. Tutto chiaro? Ecco qui, questo è l'altro panetto, vedete? È diventato più duro. Ecco qui, guardate. Bene, io arrivato a questo punto, mie care amicone belle, vado a tagliare un pezzo. Questo me lo metto di lato. Ma questo si può pure mangiare. Certo, guardate che bello, Spettacolo. Guardate che bello. Questo è proprio pasta di mandorla, diciamo, fatta in casa, 100%. Vabbè, a casa l'abbiamo fatta, certo. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio, no? Ecco qua, arrivato a questo punto, l'ho tagliato a pezzi e mi vado a fare, si vede bene? Sì. Mi vado a fare un salsicciotto o un salame, cioè chiamatelo come volete, un gordoncino, quello che volete voi. Arrivato a questo punto io vado a zac, così, al vostro piacere. E voilà! Ho fatto tutti questi tocchettini. Ed ognuno di questi tocchettini io vado a fare una polpettina. No, pure il secondo è preparato, Lucia. Ecco qua, guardate, così, Perfetto. Ok? Ragazzi, andiamo a fare questo. Ecco, appena vi imparato. Faccio vedere come fa. Allora, Lucia, andiamo appena sempre leggermente, non andiamo a esagerare, ok? Non deve essere troppo lungo. Poi andiamo un po' a schiacciare qui. Possiamo fare anche questo effetto. Prendiamo la scorzetta di arancia, super biologica, super deliziosa, super unica. E poi, ragazzi, così schiacciamo un po' e passiamo nello zucchero. Così. Prendo lo zucchero a velo anch'io. Vabbè, zucchero e cioccolato non basta mai, va? Sì. E andiamo qui. Anche questo qui così. Perfetto. Così prenderà ancora più. Ecco qua. E forma. c'è l'arangio dentro, va bene? Ok, io lo passo da questa parte e siamo all'ultimo di questo tipo di super biscotto delizioso. Vediamo un nome a questi biscotti, come li chiamiamo? Non lo so. Ok, biscotti. Daglielo tu un nome. Allora, questo si chiama lo scanzafatiche, perché è facile da fare. E adesso Lucia ci va a vedere quello più tipico. Ragazzi, se siete venuti in Sicilia lo sapete qual è, no? Gli amiconi belli sono tutti siciliani, o no?
Quasi, la maggior parte sì. Ma prima o poi lo facciamo questo evento, che dite? Venite, boh. Ecco qua. E questo qui, vedete? È il più classico, è super delizioso. Andrebbe bene stanno lì. Sì. E voilà! Andiamo ad infornare. Ah, Ed eccomi qui, amicone belle, con questo abbiamo terminato. Bene, quello che vi stavo dicendo, non si toccano perché sono caldi, perché guardate, se io li vado a toccare, sono morbidi, vedete? Guarda, si spaccano, sono ancora Verissimo, morbidi, Lucia. morbidi, è morbida. Adesso fa tutto lui, vedete? Lucia, io me lo sto mangiando. Va bene, fa niente. No, davvero? Sì. Ok, io cosa semplice, cosa semplice. Ragazzi, guardate qua. Gliela vogliamo fare vedere da vicino vicino. Che Allora, spettacolo. questa è quella a pistacchio. Adesso io vi faccio vedere la pasta. Sì, si deve mettere in ginocchio, ma non ci sei, non ci sei, non ci sei. Aspetta, aspetta, ecco. Ecco. Ora sì. No, Posso- abbassati ancora perché. Ecco, ora sì. Oh. È il momento. Il momento, vero? Sì. Che lui aspetta, eh? E allora è arrivato il momento dell'assaggino. Sono pronto? Pronto? Presente? Nonze, queste sono da portare via, vedete? Regalo, ok. E Grazie. allora questo intanto tienete, metterlo da Grazie. parte e adesso dobbiamo, No. che dobbiamo ringraziare. Se ti è piaciuto questo video, se ti è piaciuto pure Andrea, oggi c'ho Andrea, Ma chi sono? iscrivetevi sia a questo canale che al suo canale Basilico Channel. Ha detto tutto, grazie dei like. Se non sei iscritto in questo canale, dica Andrea, che tanto è Deve gratis. scrivere. Tanto è gratis, non si paga. E quando quando vi iscrivete, vi spunta la campanella e attivatela così vi arriverà la notifica del mio prossimo video. E ci vediamo a questo punto. Andrea, vienimi dietro, va. Dietro. Ci vediamo. Alla prossima. Abbassati. In ginocchio. Abbassati. Ci vediamo. Alla prossima video. Ricettuzza. Va bene, va bene, va bene. Wow, 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 wow. Grande Lucia. Grazie. Mi sono iscritto. Ah no, già fatto.